A Longarone, in provincia di Belluno, lo scorso 13 ottobre si è stabilito un nuovo Guinness World Record. Sono stati tirati a mano 71 metri di sfoglia tradizionale per tagliatelle. Siamo nel padiglione appositamente allestito dall'ente Fiera di Longarone nell'ambito di Sapori italiani e alpini, giunto oramai alla 12ª edizione. Sono le ore 9 del 13 ottobre e quelli che vedete sono 150 kg di farina tipo oro, 80 kg di uova fresche e acqua, che stanno per essere interamente impastati a mano. Il regolamento del Guinness World Record ammette il passaggio a macchina per la stiratura della pasta, ma i protagonisti del record hanno deciso di impastare e tirare la sfoglia fino al raggiungimento dello spessore desiderato e della lunghezza da record mondiale interamente a mano. L'intera squadra, guidata dal maestro pastaio Luca Da Corte e formata da 4 studenti dell'Istituto Alberghiero, 4 sfogline di Miss Tagliatella e Antinesca De Paul, presidente di Belluno dell'ANAP, lavorando interamente a mano l'enorme quantità di pasta all'uovo, ha voluto portare l'attenzione sulle produzioni 100% artigianali. Un lungo lavoro di braccia per impastare uova e farina fino al raggiungimento della giusta consistenza, tale da poter essere prima stesa in uno spessore consistente, avvolta in rulli e successivamente tirata a mattarello. Un duro lavoro che il presidente ha affrontato nonostante una spalla dolorante. Ed eccoci al Guinness World Record. Luca Da Corte, che ha guidato la squadra alla vittoria e che è anche il presidente nazionale e regionale veneto dei pastai di Confartigianato, con al collo l'ultimo metro di sfoglia, e Rina Poletti, attuale Miss Tagliatella in carica, danno l'annuncio. Sono stati raggiunti 71 metri di sfoglia di pasta all'uovo tradizionale, che fa entrare l'artigianato veneto nel Guinness World Record. È nato tutto con il primo Pasta Trend, doveva essere una manifestazione che doveva svolgersi nelle città terremotate dell'Emilia Romagna. Poi insomma è successo quello che è successo, lo sappiamo tutti. Abbiamo pensato di spostarla qui a Longarone perché la collaborazione con Miss Tagliatella, che è l'organizzatore di questo evento, negli anni si è consolidata, tanto che abbiamo fatto ormai molte manifestazioni insieme. Ebbene sì, stamattina abbiamo messo insieme 71 metri di sfoglia di lasagne, sì, di sfoglia da lasagnette, però sì, io ho fatto uno sforzo fisico, ma credo che anche loro, insomma, in 2 ore ci abbiamo dato sotto tutti, ecco. Il tavolo, lungo 71 metri, appositamente assemblato per l'occasione, ha accolto la sfoglia più lunga del mondo, ben 71 metri di lunghezza appunto, e 400 kg di peso. Il lavoro della squadra non si è esaurito con il conseguimento del record. Dalla lunga sfoglia sono state ricavate tagliatelle che i visitatori della fiera hanno potuto gustare, condite da un ottimo ragù.
l'intero ricavato della degustazione è stato devoluto alla sede locale dell'AIL. Ancora una volta, Confartigianato è protagonista con alimentazione su misura. Misure da Guinness World Record.